credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica, perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare. Rivendica il suo gesto il sindaco di Maser Claudia Benedos, totalmente dalla parte dei ristoratori. I locali, dice, sono tra i posti più sicuri. I contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto. La stessa prima cittadina racconta di aver cercato di coinvolgere anche altri colleghi, senza successo. Di certo non nasconde un certo fastidio per come sono stati trattati i ristoratori in questi giorni. Mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Una condanna al sindaco arriva dal PD provinciale con Giovanni Zorzi, che porta i casi di San Biagio e Preganziol, dove dice gli esercenti sono stati aiutati con misure ad hoc. Ma nel venerdì della mobilitazione a rischiare la multa sono stati anche alcuni clienti, questo è il caso di Crevada. Sono venuto per dare solidarietà locale a questo settore che ne ha bisogno. Perché lavoro anch'io nel mondo del vino e sono praticamente nella filiera di questo settore. Siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo per forza fare qualcosa.